La CR Messina, con la vittoria ottenuta per 3-1 con il Castrovillari Calcio, risulta in testa con 53 punti alla classifica del campionato di calcio di Serie D Girone I disputato la domenica scorsa. Gli altri risultati vedono la città di Acireale vincere con il Calcio Cittanovese per 1-0, la Dattilo pareggiare per 1-1 con la Polisportiva Santa Maria Cilento, la Federazione Calcio Messina vincere per 5-1 con la città di Sant'Agata, il Gelbison Vallo della Lucania vincere sul Marina di Ragusa per 2-1, Paterno Calcio perdere con il Troina per 0-1, il Roccella contro il Rende Calcio sconfitta per 2-0, mentre la Rotonda Calcio con il Calcio Biancavilla conclude l'incontro con un pareggio di 0-0. La partita che vede coinvolta la squadra della nostra provincia, il Licata Calcio contro il San Luca, è stata rinviata per via del Covid-19 e sarà recuperata nella giornata di mercoledì 28 aprile. Dando uno sguardo alla classifica, la CR, come già detto, Messina in testa con 53 punti, l'FC Messina con 48, quindi la città di Acireale con 44 punti, la Dattilo a 33 punti, il Licata Calcio fermo a 32 punti, il Troina a 30 punti, Paterno Calcio 28, Città di Sant'Agata 27, Marina di Ragusa penultimo con 20 punti, il Roccella ultimo con 14 punti.